Chiudere a 15 punti questo girone d'andata, l'unico obiettivo di Partinico Audace ed Empedoclina. Un saluto da Antonio Massaro, gentili spettatori, dal Salvatore Favazza di Terrasini per seguire la sfida valida per la 13ª giornata del girone A di promozione siciliana. Fischietto in bocca per il direttore di gara. È iniziata adesso Partinico Audace Empedoclina. Non stracolma. Poi D'Amico a servire Longo, aggancia l'11, ancora Longo, può aprire da Panzeri, calcia Longo! È la prima conclusione seria del Partinico Audace, parte dai piedi di Daniel Longo. Tanto palla in mezzo per Pulizzi, e poi Viscuso, D'Amico a due passi, la palla rimane sulla linea, clamoroso, come non è riuscito a fare gol il Partinico Audace. Campo, l'Empedoclina quasi ne giova. Ma poi Scrozzo deve verticalizzare subito, c'è tanti uomini liberi avanti, il Partinico Audace. Panzeri, porta palla con personalità, poi salta un uomo col tacco, ancora Panzeri, giocata illuminante e calcio di rigore per il Partinico Audace. Parte Angelo D'Amico, va col destro e sblocca il risultato. Angelo D'Amico, sono due in promozione ed è un gol fondamentale in una giornata difficile come questa, dove si faticava a sbloccare il risultato. Il Partinico Audace ci è riuscito. Poi Pulizzi apre bene il gioco da Longo, con un po' di difficoltà si salva l'Empedoclina, ma Cusumano tiene alti i suoi. Poi Panzeri lotta, Cusumano apre, Longo è libero, ancora Longo, va sul mancino, il miracolo di Pullara. Poi Viscuso ha liberato, ma il pallone è praticamente un assist per Longo, tiene giù la bandierina e guarda linee, e poi brutto fallo ai danni di Daniel Longo, cartellino giallo e poi rosso. Empedoclina in 10 uomini, poi rinvio sbagliato di Pullara e Longo lo grazia. Sul punto di battuta chiama lo schema Longo, valle cross, ci arriva perfetto Pulizzi e poi la zampata doppia, prima di Filì, poi di Viscuso, alzata la bandierina del guardalinee. Maranzano è solo libero di controllare porta palla il 3, va da Butera che tocca il suo primo pallone, prova a scambiare con D'Amico, buono il passaggio nello spazio per Longo, aggancia Scardina, può verticalizzare, ancora Scardina, sale, può andare all'1 contro 1, preferisce andare al cambio di gioco, Butera aggancia, col destro, palla fuori di niente, ad un passo dal secondo gol consecutivo Gabriele Butera. Tiro di rigore, Maranzano, Butera, apre quasi a memoria da Scardina, può puntare la porta il 20, si butta allo spazio Longo e arriva la risposta di Pullara, ancora vicino al 2-0 il Partinico Audace. Dopo che Maranzano è stato a terra, adesso può rientrare il 3, ma nel frattempo l'Empedoclina attacca, occhio a questo tiro, molto molto pericoloso, va corto da Scrozzo Cascione, e allora ha servito Scardina, Viscuso, viene dentro al campo il 5, si è mosso bene Butera, salta l'uomo Viscuso, con grande personalità l'ex San Vito, alla fine allarga male il gioco, c'era Scardina, ma Scrozzo occupa bene il campo, avanza Scrozzo, serie di dribbling, va col mancino, blocca Pullara che era posizionato male, del Partinico Audace, ma tutto si trasforma in un lancio che quasi favorisce D'Amico, pressa forte Pullara che libera male, e alla Longo, zona tiro, Longo! E arriva il 2-0 di Daniel Longo, terzo gol in campionato per il numero 11 nero-verde. Sta per scoccare adesso il 90esimo, ci dovrebbe essere il recupero adesso. Maranzano a cercare Butera, la palla passa e quasi arriva a Scardina, poi Pullara anticipa Longo, bravo ad anticipare l'avversario, poi Viscuso sempre con grande propensione offensiva a cercare Butera, follia
di Pullara, e allora Butera non ci arriva, il 19 del Partinico Audace. Occhio a questa palla in mezzo, la palla arriva dalle parti di Drago che con un tocco serve Scrozzo, c'è Butera in aria, Butera se l'è mangiato il 19 che vorrebbe distruggere la porta, applauditissimo dal pubblico del Favazza. Viscuso col petto, verticalizza immediatamente, Longo sembra in posizione regolare, non alza la bandierina del guardalinee, e allora Daniel Longo può pensare anche al tiro, vuole andare a cercare Scrozzo che col piazzato non riesce a calare il tris il Partinico Audace. Scrozzo, servito Longo che mette giù, insiste il 2005, la palla arriva a Scardina, dall'altra parte va col destro, ci voleva un compagno al secondo palo, ma su questo tiro finisce la partita tra Partinico Audace e Empedoclina. Secondo successo consecutivo per la squadra di Abbenante, battute di Carenze, battute l'Empedoclina, si rilancia in classifica la formazione neroverde che adesso chiude il girone d'andata a 15 punti.